Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Elimination Chamber, ragazzi, notizie dell'ultima ora. Shawn Michaels è infortunato e non può affrontare il match per il titolo degli Stati Uniti, quindi sarà ancora Eddie Guerrero. Commendone Veneziano, ancora submission match. Incredibile ragazzi, incredibile. L'ultimo match l'ha vinto Eddie Guerrero in un match epico, vediamo adesso di questa rivalità veramente lunghissima tra Guerrero e Veneziano. Vediamo, alla Royal Rumble ha vinto Veneziano, alla grandissima, vuole confermarsi anche all'Elimination Chamber. E si comincia ragazzi, e subito Veneziano fa la cagata. Però riesce subito a parare la mossa. Bravo. E bravo Kume. Spinebuster veneziana. Ragazzi, il Kume è partito abbastanza forte. Mamma come è partito il Kume. Mamma come è partito il Kume. Attenzione Guerrero, subito ancora Eddie. No, ho sbagliato, non puoi sprecarlo subito così. Ai ai ai, Guerrero ancora bravissimo Eddie. Questo probabilmente sarà la resa dei conti finale di una rivalità durata 2 mesi. Bravo Kume. Il Commendone nella cintura degli Stati Uniti da parecchi mesi ormai, ha battuto grandissimi campioni. Aia. E ancora Veneziano si riesce a parare la mossa. Bravo Kume, questa mossa mi dà sempre tanto aiuto. Vaffanbrodo. Aia Guerrero, questa mossa fa sempre tanto male al Kume. Drop kick veneziano. Occhio. Grandissimo Olympic Kume Slam. Resa dei conti finale tra Guerrero e Veneziano. Questo sarà la fine della rivalità. Bravo. E ancora drop kick ragazzi, Veneziano è scatenato. Però qua Guerrero la para bene. Aia. Oh, si parte con le mosse di sottomissione. Bravissimo, ancora Veneziano si salva, ma dopo riprende Eddie. Bravo Kume. Grandissimo il Kume. Oh, Veneziano ancora. Ma incredibile l'infortunio di Shawn Michaels, pazzesco, deve essere un triple threat. No! Incredibile, incredibile. Fallito la sharpshooter. Cosa sono i 3 amigos? 3 amigos. Ai ai ai, qua Veneziano rischia. Ragazzi, il Commendone rischia di perdere la cintura. Cazzo, lui che è esperto di sottomissioni, ha vinto con Jericho in maniera incredibile. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Veramente Veneziano sta soffrendo tantissimo. Il Commendone è finito ragazzi. Is over. Male, male, male. Meno male che c'è la determinazione, ma
Guerrero è pronto a vincere il match. Veneziano non riesce più a fare niente, ragazzi. E vabbè, però basta. Basta, però. Non si posso fare niente. Boh, mi sembra un po' stracciata. Basta, Veneziano è finito. La cintura è andata. Veneziano probabilmente non vorrà la rivincita. Ai ai ai, che male. Niente, non posso più muovermi, ragazzi. Mi sembra un po' stracciatella, ragazzi, Mi sembra un po' stracciatella. Un momento devastante per Veneziano. Attenzione, E5, 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 grandissima E5. Vai Kume, attenzione il Kume, chiaramente c'è la determinazione anche di Guerrero. Devo fargli tanto male. Devo fargli tanto male, dai che il commentatore deve ribaltarlo, deve ribaltarlo. Il commentatore in qualche modo sta cercando di ribaltare. Vabbè, però, che do coglioni, oh. Bravo. Bravissimo, incredibile, Clipper crossface, non ce la fa però, non ce la fa, non ce la può fare, ma lo devo massacrare, comunque deve far fatica. Mamma mia che match per il titolo, mamma mia che match. Vaffanculo, Dio. Te le para tutte. Ai ai ai, è andata. No, invece no. E invece il veneziano si salva ancora. Ancora, ma non può pararle tutte però. Mi serve troppo quella mossa, Dio santo, però dai, no, vabbè. Se non puoi parare, non esiste che me le pari tutte. Ragazzi, con queste due qua però. Bravo Kume, dai. L'avevo parata, dai. Ma dai, no, non esiste. Furto. Nella WWE ancora, basta con sto spam di merda. Basta, finita. Ma siamo fuori dal ring, incredibile. È vero, fuori dal ring non puoi perdere. Almeno mi sembra. No, basta però. Ma forse non lo so. Che bello, fuori dal ring non si perde. Mi fai giocare, cazzo, però. Sì, vabbè, ma è impossibile. Non posso fare più niente. Cioè, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Dai. Queste cose proprio non le sopporto. Non puoi più giocare. Ancora spamma. Dio povero. Coglione, mi metti sul ring e vinci la cintura. Dio po'. Ancora. Che stronzate. Ma la meriterei di vincere solo perché è un coglione. Non posso pararle. Non posso parare, ragazzi. Hola. Ecco, adesso vado a perdere, giustamente. Qua è proprio impossibile vincere, ragazzi. È proprio impossibile.
Attenzione, prova la sharpshooter. Chiaramente. Beh, era chiaro. No, ci ho provato. Finita, è finita. Dai, è questo che non sopporto, però, che non puoi più pararle. Ma Dio santo. Vabbè. Purtroppo è andata. È andata, ragazzi. È andata, è andata. È andata, dai, chiudila, hai vinto, hai vinto. No, non l'ho fatta stavolta. No. Sì, però vabbè. Mi sta massacrando, ragazzi, deve solo chiudere. Guarda, non posso fare niente. Oddio Cristo, mi sta massacrando. Mi vuole massacrare, ragazzi, vuole infortunare Veneziano, 11 minuti di match, purtroppo dove Guerrero sta dominando. Eccola qua, finita. Is over. Eddie Guerrero ha meritato e ha vinto il titolo degli Stati Uniti. Per Veneziano, ragazzi, veramente, veramente un match da dimenticare. Molto, molto male. Guerrero è il nuovo campione degli Stati Uniti d'America. La felicità è immensa per... Ragazzi, guardate questo match. Elimination Chamber. WWE Championship. Triple H, The Rock, Goldberg, John Cena, Stone Cold, CM Punk. Il meglio della WWE, ragazzi. Negli altri match per la cintura, ecco, dato comincia Goldberg e John Cena. Comunque negli altri match per il titolo, Randy Orton ha battuto Sheamus nella rivincita della Royal Rumble, e quindi nella cintura i campioni dei campioni ci sarà Randy Orton contro uno di questi qua. Attenzione. Vediamo chi sarà il prossimo ad entrare di questa Elimination Chamber. Incredibile, ragazzi, c'è veramente il meglio del meglio del non lo so, veramente devastante. Goldberg, attenzione, John Cena che rivolge la cintura, che ha perso in maniera beffarda con Ryback perché aveva il Money in the Bank. Goldberg vuole entrare alla ribalta. One, chi entra? Stone Cold, ragazzi. Stone Cold non vince la cintura da un bel po'. Poi c'è The Rock che l'ha persa con Triple H, e Triple H ce l'ha adesso veramente da parecchi mesi. Attenzione, John Cena vuole buttare fuori Goldberg. Attenzione, Goldberg rischia. Goldberg. Attenzione, Goldberg tenta il... Mamma mia. E che non c'è il conte... Attenzione, i due pelatoni contro Cena. I pelatoni verso Cena. Nove, 8. Vediamo il prossimo. Il prossimo. The Rock. The Rock. Mamma mia, ragazzi, c'è veramente... Il ring è pieno di fenomeni. Gli ultimi due CM Punk e The Game. CM Punk finora ha fatto una stagione un po' così, però si è meritato di entrare nell'Elimination Chamber. The Rock rischia, The Rock rischia. Attenzione, Goldberg ha massacrato Stone Cold qua,
Attenzione. 1, 2. E si salva anche Stone Cold. 6. Vediamo se il campione WWE sarà l'ultimo. Incredibile, è l'ultimo. Mamma mia che match. Mamma mia che match, ragazzi. E CM Punk si è venuto Stone Cold. Ancora Goldberg su John Cena. Attenzione, Goldberg che vuole buttare fuori John Cena. Oh, resistono tutti, è incredibile. Grande Goldberg. Manca solo The Game, ragazzi. Manca Spinebuster bruttissima di Goldberg a Cena. Cena è fuori, John Cena è fuori. Che delusione per John Cena. Ed entra The Game, ragazzi. Eccoci qua, io sono Triple H, chiaramente. CM Punk rischia. E The Game si butta su Stone Cold. The Game chiaramente rischia oggi di perdere la cintura perché sono veramente tanti i fenomeni. Quanti pelati poi. Occhio The Rock. Ricordiamo che c'è anche... No. Ai ai ai, cosa ho subito qua. Quanto ha rischiato Triple H subito. Mamma mia che errore che ho fatto. CM Punk fuori, Goldberg ne ha buttati fuori 2. Goldberg sta facendo una elimination. The Rock è fuori, incredibile. Oh, grande Goldberg. Incredibile, Goldberg Triple H. No. Ai ai ai. Ragazzi, Goldberg ha fatto un elimination chamber devastante. È entrato per primo. Li ha buttati fuori tutti lui praticamente. Uno Triple H. Mamma mia che elimination. Pedigree. Pedigree. Attenzione, Pedigree. Attenzione, Goldberg rischia. Pazzesco The Game. Ha fatto pochissimo ma ha difeso il titolo. Ragazzi, il regno di The Game continua. Mamma mia Triple H. Mamma mia Triple H, ragazzi. Non riesce più a perdere. Triple H mantiene ancora il titolo. Il regno di The Game continua, ragazzi. Grandissimo The Game. E adesso Randy Orton, Triple H per il campione dei. Ragazzi, ultimo match per la cintura, il campione dei campioni, Randy Orton, Triple H. Triple H sicuramente più stanco. I due campioni di SmackDown e Raw ancora contro, come nel pay per view Royal Rumble. Ai ai ai. Questa nuova cintura Kumendiana, ragazzi. Randy Orton ha sconfitto ancora Sheamus. Eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi, il campione dei campioni. Randy Orton vuole difendere la cintura. Adesso Triple H che viene da un Elimination Chamber incredibile. Il campione WWE con il campione World Heavyweight Champion. Alla Rumble chiaramente ha vinto Randy Orton.
ricordo chiaramente che se un detentore della cintura riesce a... cioè, ha la cintura però perde il titolo, comunque diventa un triple threat in quel caso. The Game, Randy Orton. E questi ragazzi alla fine è una rivalità, perché è già la seconda volta che si affrontano. Non riescono a perdere la cintura questi due campioni. Bravo Triple H. No! Ancora Randy, ancora Randy. Vai, 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 vai Triple H. Niente da fare. Vai Triple. Anzi, sono dell'idea ragazzi che se succede che il campione di questa cintura perde il titolo WWE o World Heavyweight, diventa vacante, che forse è molto meglio, anche perché sennò ha poco senso la cintura campione dei campioni. Ma adesso torniamo alla WWE, alla Universe come indiana. Grazie, che difficile che è fare storyline e robe così al momento, cioè è veramente dura. Spero di fare il possibile per rendere tutto vero e divertente. Io ci provo ragazzi. Randy Orton. Ma porca puttana, Dio, sta mossa la amo. Però è proprio troppo scontata. Ai ai ai, riesca qua The Game. No dai. Randy Orton ragazzi è scatenato. Come back. Vai The Game, vai The Game, vai The Game. Bravo. Suplex. RKO pesantissima. Che RKO che ho preso. Mamma che RKO che ho preso. Mamma mia, Randy Orton scatenato. Triple H è forse più stanco perché ha fatto l'elimination. Che fatica ragazzi, che fatica. Occhio, qua è andata. Triple H tenta il recupero ma la vedo un po' dura. Mentre Randy Orton fa quel che vuole. Ancora Randy. Triple H si salva ancora. Sì, però non posso. Quello che non sopporto è che il computer le para tutte. Perché capisco che livello massimo e ho messo anche più difficile le barre, prendono ancora più duro. Però cazzo. Bravo The Game. Però è tanto stanco Triple H. Niente ragazzi, Randy Orton è padrone del ring. Aia, questa è brutta. Ancora, guarda che spamma più di me il computer. Finita dai. Bravissimo The Game, si salva ma ormai è andata. Non riesco a pararle, non riesco a... Guarda. Non me le fa parare. Sì, però, cioè, boh. Dai che è finita, dai che è finita. Randy Orton mantiene il titolo Champion of Champions. Dai. Il campione dei campioni è ancora Randy Orton. Ha massacrato Triple H, forse stanco, per l'Elimination Chamber. Vaffanculo però.
Complimenti a Randy Orton che mantiene la cintura. Randy Orton in un momento devastante, non riesce a perdere da nessuna parte. Raga, un saluto al comandante veneziano, siamo sempre più vicini a WrestleMania. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.